Movida selvaggia, assembramenti in centro storico a Vicenza che hanno segnato l'ultimo weekend e che non verranno tollerati il prossimo fine settimana. Il sindaco sta lavorando a un'ordinanza per evitare che davanti ai locali si formino gruppetti con distanze azzerate e mascherine in molti casi abbassate, come si vede in queste foto scattate da cittadini indignati. Ma gli stessi gestori di bar e ristoranti sono preoccupati. Nessuno si può permettere il lusso di un altro lockdown per colpa di chi non rispetta le regole. Sarebbe un danno sanitario, sociale ed economico che verrebbe pagato da tutti i cittadini e le attività produttive. Tutti sono ben consci, tutti gli operatori commerciali, i baristi, i ristoratori, che un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale per le loro attività e quindi, preoccupati di questo, condividono la necessità di intervenire per evitare gli assembramenti e quindi lavoreremo insieme a un provvedimento che possa aiutare in questa direzione a salvaguardare l'attività, a salvaguardare le persone dal ritorno del coronavirus. Il sindaco domattina porterà la questione anche sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il prefetto e il questore. L'idea è quella di un'ordinanza che già nel prossimo weekend incentivi il consumo delle bevande in maniera corretta all'interno dei locali oppure nei plateatici, ai tavolini e negli spazi consentiti nel rispetto delle distanze di sicurezza, evitando il caos di chi consuma seduto per terra o di chi resta in piedi disordinatamente, come sta avvenendo in alcuni casi in questi giorni. I provvedimenti dovrebbero entrare in vigore nei prossimi giorni, stiamo valutando le modalità, naturalmente sarà importante stabilire delle regole che consentano il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. Questi sono i due pilastri di un provvedimento che stiamo valutando ma non abbiamo ancora deciso nel merito.